Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. A Palermo la manifestazione per la flottiglia e Gaza degenera in scontri tra manifestanti e la polizia. Urla, spintoni e manganellate, una ragazza ferita alla testa, polemiche per l'allestimento del villaggio militare. E angoscia a Favara per la madre di 3 figli, travolta ieri mattina dall'acqua del nubifragio, ritrovata una scarpa che potrebbe appartenere alla donna. Nel Palermitano smantellata un'organizzazione che gestiva lo spaccio di droga tra Bagheria e Termini Imerese. 8 arresti, 2 provvedimenti notificati in carcere, altri 8 indagati a piede libero. Palermo, il quartiere della Noce, si ribella al pizzo. Dopo i 2 arresti di ieri, altri imprenditori si sono rivolti allo Stato per denunciare di essere vittime della cosiddetta messa a posto, grazie anche all'impegno di Addio Pizzo. A Catania, riaperto e rinnovato il Parco Gioeni con 100 piante diverse, fontane, prato inglese, parcheggio esterno, un gioiello da custodire. A San Cristoforo apre una scuola gratuita per i più piccoli. L'arcivescovo Renna dice la vera sfida è quella educativa. Guidano, viaggiano, fanno sport e usano con disinvoltura telefonini e social. Sono i nonni del terzo millennio, cui oggi è dedicata una giornata di festa. E a Taormina un 77enne si allena per scalare il grattacielo più famoso di New York. A Ragusa il viaggio nella felicità con le Olimpiadi del teatro, un percorso fra spettacolo, filosofia, natura e musica che ha reso la città un palcoscenico diffuso. Calcio, Palermo già al lavoro dopo il pari con il Venezia nel turno infrasettimanale. Rosanero di nuovo in campo sabato alla Spezia. Il Catania prepara il derby con il Siracusa. Caturano è pronto, voglio dare il mio contributo. Bentrovati. Dunque a Palermo la manifestazione pro Gaza è degenerata in scontri tra manifestanti e polizia, polemiche per l'allestimento del villaggio militare. Marco Gullà. È stata una notte di tensione a Palermo, dove una manifestazione organizzata in segno di solidarietà con la flottiglia è degenerata con un blocco della polizia e con scontri. Centinaia di persone richiamate dal passaparola sui social si sono radunate intorno alle 23 in piazza Sant'Anna e hanno sfilato lungo il centro storico fino al Teatro Massimo, proseguendo poi verso piazza Politeama. L'intenzione dei manifestanti era quella di dirigersi verso il villaggio militare, allestito tra le polemiche proprio dinanzi il Teatro Politeama. Il blocco della polizia ha acceso gli animi, urla, spintoni, qualche manganellata. Una ragazza ha riportato una ferita alla testa e anche un altro giovane è stato colpito. Questa mattina sulle scalinate del Teatro Massimo invece il flash mob per Gaza e il popolo palestinese da parte di alcuni studenti palermitani. E a Palermo è polemica per l'allestimento del villaggio militare a piazza Politeama. A scagliarsi contro l'iniziativa sono la CGIL, l'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università e alcuni politici locali. Lasciamo Palermo e andiamo a Favara, dove è angoscia per la madre di 3 figli travolta, come sapete, ieri mattina dall'acqua del nubifragio. Le ricerche dei vigili del fuoco, volontari e parenti estese lungo il canalone di Piazza Indipendenza fino al fiume Naro. È stata ritrovata una scarpa che potrebbe appartenere alla donna. Davide Sardo.
Un ritrovamento che riaccende la speranza, ma anche la paura. Durante le ricerche di Marianna Bello, 38 anni, madre di 3 figli, è stata trovata una scarpa che, secondo i familiari, appartiene proprio alla donna scomparsa mercoledì, travolta dalla furia dell'acqua durante il nubifragio che ha colpito Favara. Il ritrovamento è avvenuto in aperta campagna nel vallone che porta al depuratore, una zona che rientra nel percorso del canalone, dove si concentra gran parte delle ricerche. Dall'alba di oggi i vigili del fuoco con i sommozzatori hanno ripreso a ripercorrere il tragitto del collettore di Piazza Indipendenza fino al fiume Naro. Si sta dragando la base del canalone, piena di fanghiglia, perché non si esclude che il corpo possa essere rimasto intrappolato e ricoperto dal fango. Sul posto, come ogni giorno, anche il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, insieme ai familiari, agli amici e ai tanti volontari che non smettono di cercare. Con la nostra preghiera vogliamo anche sostenere quanti si stanno dando da fare per le ricerche, le forze dell'ordine, quanti sono impegnati a vario titolo senza sosta per un esito felice della vicenda. Le ricerche continuano anche nella zona del villaggio Mosè e andranno avanti fino a sera. Favara resta unita tra angoscia e speranza, aspettando di ritrovare Marianna Bello. Nel Palermitano smantellata un'organizzazione che gestiva lo spaccio di droga fra Bagheria e Termini Imerese. 8 le persone arrestate, 2 provvedimenti notificati in carcere e altre 8 gli indagati a piede libero. Maglio Viola. Una vera e propria organizzazione criminale gestita da un trentenne di Bagheria che si procurava la droga, teneva i contatti con i fornitori, assumeva corrieri e spacciatori e li stipendiava come avverrebbe in una qualsiasi attività lecita. Era lui personalmente poi a gestire il territorio, allontanando dalla sua zona gli spacciatori che non facevano capo della sua organizzazione. Fra ottobre del 2022 e giugno del 2023 i carabinieri hanno seguito le attività dell'organizzazione, intercettato le operazioni e effettuato sequestri casuali agli spacciatori. Ora, a distanza di 2 anni, scattano gli ordini di custodia cautelare. Le manette sono state strette ai polsi del capo dell'organizzazione, di 3 dei suoi corrieri e di 4 spacciatori. Per altri 2 arrestati nel frattempo è arrivato in carcere il provvedimento che riguarda l'associazione a delinquere. Indagate a piede libero altre 8 persone per le quali il GIP non ha firmato i provvedimenti di custodia cautelare. Durante l'operazione i carabinieri hanno provveduto a 4 perquisizioni per acquisire materiale da taglio, libri mastro, sostanze stupefacenti. Per una persona è poi scattato l'arresto in flagranza di reato perché trovato in possesso di 22 grammi di crack e oltre 2.200 euro in contanti. Sotto sequestro anche un orologio di lusso e l'auto del presunto spacciatore. 3 arresti per tentato omicidio a Paternò, nel Catanese. I fatti risalgono alla sera del 9 dicembre scorso, quando per un debito di droga una lite è degenerata a colpi d'arma da fuoco e un uomo era stato ferito con un fucile a canne mozze. A Palermo, condannato a 5 anni e 4 mesi, Salvatore Mirto, il 19enne accusato di aver violentato una ragazzina di soli 14 anni, nel luglio dell'anno scorso sulla scogliera della Daura. Per lui l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'obbligo di versare 10.000 euro ai genitori della minore. Palermo, il quartiere della Noccia, si ribella al pizzo. Dopo gli arresti di ieri di 2 presunti esattori delle cosche, altri imprenditori si sono rivolti allo Stato per denunciare di essere vittime della cosiddetta messa a posto. Questo grazie anche all'impegno di Addio Pizzo. Maglio Viola ancora. Non sono soltanto 3 gli imprenditori della Noce, quartiere popolare di Palermo, che hanno deciso di ribellarsi al pizzo imposto dalla mafia. Dopo gli imprenditori edili, anche commercianti, autoriparatori, artigiani si sono rivolti agli avvocati di Dio Pizzo per intraprendere un percorso che li porti ad affrancarsi dal gioco mafioso. Sono persone che vivono e lavorano nel quartiere che Cosa Nostra non intende farsi scappare dalle mani, che la mafia controlla storicamente da sempre. Ma adesso il clima è cambiato e alle richieste di messa a posto sono sempre di più i commercianti che dicono no. Ieri il racconto e la collaborazione di 3 vittime, in quel caso imprenditori edili come detto, ha fatto scattare l'operazione della polizia che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Giuseppe Frangiamore di 53 anni e Giovanni Montoro di 35. Entrambi sono accusati di 3 tentativi di estorsione aggravata dal metodo mafioso in danno di altrettante attività imprenditoriali attive nel territorio storicamente controllato proprio dalle famiglie che compongono il mandamento della Noce. Ma l'inchiesta
non si conclude con i 2 arresti. Ai 3 episodi di richiesta di pizzo ricostruiti potrebbero aggiungersene almeno altrettanti. Nel mirino della magistratura ci sarebbero anche altri 2 o 3 esattori per conto delle cosche, ma ciò che conta davvero è la ribellione di un quartiere da sempre roccaforte della criminalità organizzata. Segnali davvero incoraggianti dunque da Palermo. Voltiamo pagina. In Sicilia anche gli enti privati potranno svolgere i corsi regionali di formazione professionale. È la novità della legge approvata all'Assemblea regionale martedì scorso, ma la riforma non convince i sindacati. Luca Ciliberti. La nuova legge sulla formazione professionale approvata in settimana, quasi a tempo scaduto all'Ars, porta nelle casse della Sicilia 100 milioni di euro di soldi del PNRR. Con una sostanziale novità: la formazione professionale sarà affidata non soltanto agli enti regionali, ma anche ai privati. Di fatto un ventaglio di opportunità di competenze più ampio che superi i classici corsi di sarte, personale alberghiero, parrucchieri ed estetisti. Nelle linee guida si parla persino di mestieri e professioni legate alla transizione energetica. Un'opportunità nuova che ha colto il presidente della Camera di Commercio di Enna, Alessandro Albanese. Nessun pregiudizio sugli enti di formazione che rilasceranno gli attestati, però dice: tutti abbiamo sotto gli occhi a cosa hanno portato migliaia e migliaia di corsi, il più delle volte inutili, e che hanno prodotto negli anni soltanto disoccupazione. Mentre sono convinto che all'interno delle aziende spesso in difficoltà a reperire personale specializzato è possibile la corretta formazione. È una legge dunque che potenzialmente potrebbe portare all'opportunità di nuove assunzioni. Al di là poi delle diatribe politiche tra maggioranza e opposizione, chi vede qualche ombra è la CGIL, che vorrebbe conoscere il ruolo dei privati, adombrando il dubbio che dietro ai corsi di formazione possano celarsi le compensazioni fiscali. Federterziario invece sottolinea che esiste il pericolo concreto di consegnare la formazione professionale regionale alle imprese, dunque i soldi pubblici. L'assessore regionale Mimmo Turano però taglia corto e tira dritto. Il mondo è cambiato, dice: o ci adeguiamo o restiamo fuori. A Bronte, lotta dei carabinieri contro furti e contraffazioni durante la raccolta del pistacchio. Perlustrando le campagne, gli uomini dell'Arma sono riusciti a mettere in fuga alcuni malviventi pronti a saccheggiare gli alberi di pistacchio, di cui Bronte è naturalmente famosa. Catania, rinasce il Parco Gioeni, il polmone verde restituito alla città con importanti novità. Ce le spiega e ce le illustra Tonino De Mana. Oltre 100 specie arboree piantate, dal rosmarino alla rosa, dal mirto alla lantana, nuove fontane, acqua per l'irrigazione che arriva direttamente dalla timpa di Leucatia, prato inglese, pavimentazione del parcheggio esterno autobloccante e drenante. Queste le caratteristiche del rinnovato Parco Gioeni, chiuso da oltre un anno per lavori e restituito in tutto il suo splendore alla città. Lo sguardo si perde nei vialetti dove la natura ha ripreso il sopravvento. Possiamo godere veramente di un parco bellissimo, pieno di verde, con tanti arbusti nuovi, piante nuove, rosmarino, lantana e quant'altro, e quindi più godibile, più fruibile per tutti i nostri concittadini. Yoga e gioia al Parco Gioeni. Che effetto fa aprire gli occhi e vedere questo gioiello? E apriamo gli occhi e troviamo anche questa bellezza dall'esterno, che è un riflesso anche della nostra bellezza dell'interno. Siamo felici. Ne è valsa la pena, l'attesa aumenta, si dice, il desiderio, quindi questo desiderio oggi viene realizzato, e vivere un parco di questo all'interno della nostra città fa sempre piacere e bene. Ma c'è una nota stonata. Mi ha colpito che i bagni però sono ancora chiusi. Per la cronaca, durante i mesi in cui il parco è stato chiuso per lavori, gli immancabili incivili hanno rubato e vandalizzato l'impianto di illuminazione. Infine, gli orari di apertura. Il Parco Gioeni sarà fruibile dalle 7 alle 20 fino al 31 ottobre, poi entrerà in vigore l'orario invernale con apertura alle 7 e chiusura alle 19. Per tutti, benvenuti al Parco Gioeni. Veramente un gioiello da custodire e da completare nei dettagli che ci diceva il collega De Mana. Sempre a Catania apre una nuova scuola gratuita per i bambini di San Cristoforo, voluta dalla Fondazione Ventorino e dall'Arcivescovo Renna, che ci ricorda che la vera sfida è quella educativa. Giusy Lazzara.
I banchi sono colorati, anche i giochi e i peluche pronti per far divertire i bambini di San Cristoforo a Catania. Le aule si animeranno di piccoli allievi in questa scuola che sarà gratuita e aperta ai bambini dai 3 ai 6 anni. Un presidio di educazione e accoglienza voluto dalla Fondazione Venturino e dall'Arcivescovo di Catania, in un quartiere complesso dove la dispersione scolastica pesa soprattutto sui più piccoli. La sfida grande è sempre quella educativa, perché l'emergenza educativa si combatte quando le famiglie, le istituzioni, la società civile, anche le scuole private che hanno un grande ruolo nel nostro paese si mettono insieme. La scuola dell'infanzia è ospitata nella struttura delle Suore della Divina Provvidenza e sarà aperta anche con iniziative che coinvolgeranno le famiglie per un percorso educativo condiviso con gli operatori scolastici. Nonni sempre più moderni e connessi, curiosi e pieni di energia. La terza età che si festeggia oggi non è più un limite, ma una nuova stagione da vivere appieno tra svago, figli e nipoti. Veronica Barbarino. Guidano, viaggiano, fanno sport e usano con disinvoltura telefonini e social network, Facebook, WhatsApp, Instagram per restare in contatto con figli e nipoti, condividere foto, messaggi e informarsi. I nonni non sono più quelli di una volta. Siamo sportive, siamo libere, indipendenti. Su Instagram ci vado però non posto nulla, su Facebook ci vado e posto le foto con le mie amiche quando andiamo a fare le passeggiate, cose allegre, simpatiche. Io modernissimo sono io la penso all'età di 20 anni ancora, WhatsApp, Facebook, questo c'ho. Non mi sento una nonna vecchia assolutamente, mi sento abbastanza energica e WhatsApp ormai per fortuna che c'è, perché i miei nipoti stanno a Treviso, non stanno a Ragusa e quindi meno male che c'è WhatsApp e le videochiamate. Un cambiamento che affonda le radici nella loro giovinezza, tra gli anni 60 e 70, in cui hanno visto nascere nuove libertà e stili di vita. Ho vissuto in America 48 anni. Sono ritornata ora nella mia bella patria. Già 7 anni che sono ritornata. Quindi questo stile è più americano? Sì, sì. Curiosi, connessi e dinamici, non si pensa più alla vecchiaia quindi come un limite, ma come a una nuova fase della vita da vivere con energia e canticchiando. Non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce. Auguri a tutti i nonni. Straordinario, auguri davvero. A proposito di nonni anziani, sentite questa, si sta allenando per partecipare all'Empire State Building Run Up, cioè la scalata di uno dei grattacieli più famosi e più alti di New York. È un atleta di Taormina che ha soltanto 77 anni. Lorena Dolci. Fin qua quanti scalini sono? 134. Moltiplicate per 10. Il totale è l'Empire State Building, il grattacielo di New York che l'8 ottobre sarà scalato per la più famosa corsa per torri al mondo. Salvatore Ferrara, 77 anni, sarà fra gli atleti che saliranno di corsa 86 rampe fatte di 1556 scalini. Per affrontare l'impresa si allena ogni giorno, che comincia con una buona colazione. Il caffè e latte, fette biscottate con marmellata, mandorle e uva, zuccheri, molti zuccheri. Nessun preparatore atletico, nessun medico sportivo. Salvatore fa tutto da sé. Alla mia mente che è il mio preparatore, perché io conosco il mio corpo e quando devo rallentare, rallento. La scalata è dedicata all'amico Cico Scimone, animatore della Dolce Vita taorminese, scomparso 20 anni fa e che fino a 94 anni era riuscito ad affrontare la scalata. Amici che lavoravamo insieme, lui faceva il pianista e io faccio il barman, ancora lo faccio. Un po' di stretching per iniziare, poi corsa o scale. L'allenamento si conclude con tuffo a mare, estate e inverno. Diamoci da fare anche noi, colleghe e colleghi nonni. Adesso andiamo a Ragusa, dove il viaggio della felicità, con le Olimpiadi del teatro,
propone un percorso tra spettacolo, filosofia, natura e musica che ha reso la città un palcoscenico diffuso. Veronica Barbarino. Teatro, filosofia, natura e musica insieme per rispondere ad un'unica grande domanda: che cos'è la felicità? Per 4 giorni Ragusa Ibla è stata palcoscenico con le Olimpiadi del teatro, dove la felicità si è cercata, condivisa e ritrovata. Tra i momenti più intensi, le passeggiate all'alba e al tramonto tra i paesaggi iblei, i dialoghi filosofici di Giovanni Ventimiglia e Marcello Veneziani, la riflessione di Alessandro Baricco sulla felicità. Noi umani perdiamo un sacco di energie perché non abbiamo la capacità di lasciare andare le cose. Perché se la tua vita poi la imposti perché quel momento si ripeta, perdiamo un sacco di energie. Guardate ragazzi, se lo provi, cioè il mondo diventa come Mozart. Non sono mancati momenti di musica e poesia con Eleonora Bordonaro, Davide Rondoni e Mario Incudine e l'agone teatrale che ha dato voce agli studenti. Gran finale con Alessandro Preziosi che ha portato in scena le memorie di Adriano. La felicità è un tempo, è un tempo di risveglio, è un tempo prima di andarsi andare a dormire. Questa per me è la felicità, è svegliarsi felici. E nel Giardino della Felicità, tra fronde e parole sospese, i visitatori hanno lasciato pensieri e desideri di felicità come piccoli semi da coltivare insieme. Tutto questo a Ragusa, bellissimo. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con il Palermo che sabato giocherà alla Spezia e il Catania che domenica troverà il Siracusa. State con noi, vi aspetto. Calcio già al lavoro il Palermo dopo le fatiche del turno infrasettimanale. Rosanero che sabato giocheranno alla Spezia. Mancherà Ceccaroni che è squalificato. Marco Gullà. Ripartire dalla difesa. Il Palermo dopo il pari interno con il Venezia al Barbera riaccende i motori in vista del prossimo match di campionato che sarà sabato al Picco contro lo Spezia. La difesa è il punto di forza dei siciliani, le statistiche parlano chiaro, con appena 2 gol subiti nella prima giornata all'esordio contro la Reggiana e poi nella trasferta di Cesena, il Palermo vanta la migliore difesa dell'intera Serie B. Un dato assolutamente importante per il rosanero che adesso però devono tornare al successo. Si sta già al recupero perché abbiamo giocato tante partite questi ultimi giorni, testa al recupero e con umiltà, con tranquillità andiamo a preparare questa partita alla Spezia, ma c'è il gruppo che risponde bene, una squadra che ha l'atteggiamento giusto e quindi non ho dubbi sul fatto che faremo una bella partita sabato fuori casa. Mancherà Ceccaroni squalificato, al suo posto potrebbe giocare Peda o in alternativa Veroli. In avanti possibili cambi, Brunori potrebbe partire dalla panchina e lasciare il posto da titolare a Leduaron, poi si candida anche Palumbo per una maglia dal primo minuto. Il Catania domenica trova il Siracusa che nel derby sarà trasmesso in diretta e in chiaro da Telecolor. Caturano e D'Ausilio pronti all'impiego. Marco Carli. Giorni decisivi per presentare la migliore formazione possibile in vista del match col Siracusa. Giorni in cui i protagonisti della scorsa stagione, con maglie diverse, Cicerelli e Caturano, che rispettivamente a Terni e Potenza hanno dato un contributo molto importante, vengono premiati dall'Associazione Italiana Calciatori al Massimino. Che sia di buon auspicio anche per quest'anno, perché vogliamo fare qualcosa tutti insieme di bello, quindi spero che arrivi il premio di squadra. C'è stato un periodo difficile dove sono arrivato, volevo dimostrare tanto e fare tanto per aiutare la squadra, non è stato possibile perché sono stato fermato da un infortunio, però adesso sto bene, sto rivivendo il gruppo, sto rivivendo il campo, allenandomi con i miei compagni e quindi sono pronto per Siracusa e spero di dare un grosso contributo per la vittoria.
L'attacco sarà determinante per riprendere a correre, attacco inteso come sviluppo del gioco offensivo che ha latitato a Cerignola, ma anche come capacità realizzativa mancata nelle ultime 4 gare in cui solo a Trapani il Catania meritava più di quello che ha raccolto. I rossazzurri vogliono tornare a vincere contro, hanno una squadra neopromossa che ha raccolto una vittoria e 6 sconfitte, ma che non avrà nulla da perdere. I tifosi del Catania non faranno mancare il loro contributo, come sempre. Telecolor trasmetterà Catania-Siracusa in diretta in chiaro, gratis per tutti a partire dalle 13:30, 4 ore live con diretta stadio, un'ora di pregara, la telecronaca della partita e le interviste ai protagonisti anche a fine primo tempo e immediatamente dopo l'incontro. Beh, decisamente da non perdere. Noi intanto ci fermiamo qui, appuntamento per la prossima edizione alle 20. Grazie e buon pomeriggio.